taglio di circa 700 milioni di euro al fondo di finanziamento ordinario entro il 2027, per un triennio che va dal 2025 al 2027. Nello specifico 247 milioni per il 2025, 239 milioni per il 2026 e 216 milioni per il 2027, senza contare i 173 milioni di tagli già previsti per il 2024. Questi tagli impatteranno direttamente sulla qualità della didattica, sulle opportunità per i giovani ricercatori e sulla possibilità degli studenti di accedere alle borse di studio. Perché se è vero che per l'anno accademico 2024-2025 il governo ha deciso di stanziare 880 milioni di euro per le borse di studio, è anche vero che gran parte di questi fondi derivano dal piano nazionale, dal PNRR. Quindi senza finanziamenti stabili il rischio è che nei prossimi anni circa 80.000 studenti non possano accedere alle borse di studio. Questo è abbastanza paradossale pensando anche a un governo che ha deciso di ribattezzare il nome del ministero aggiungendo la parola merito, quando questi tagli dimostrano che andando a ridurre i finanziamenti ai ragazzi avranno sempre più difficoltà a dimostrare il loro talento e effettivamente il merito rispetto agli studi che fanno. Quindi è giusto ribadire che pochi finanziamenti all'università e alla ricerca penalizzano in toto il nostro sistema paese. Per parlare di questo tema abbiamo qui Antonio Caso, deputato del Movimento 5 Stelle alla Camera, capogruppo del Movimento 5 Stelle in settima commissione Cultura, Scienza e Istruzione, che tra l'altro ringrazio veramente vivamente che sia qui, nonostante giù ai Campi Flegrei sia una situazione molto difficile in questo momento, colpiti da continue scosse. Sarà con noi Rosaria Capozzi, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, che ringrazio per averci concesso questa sala, e sarà con noi Sara Missio, senatrice accademica dell'Università di Trieste. Io inizierò prima con delle domande ai relatori e poi apriremo il dibattito con interventi o domande, come volete. Chiederei subito al deputato Caso, dato che si parla sempre di un'Italia che investe sempre meno rispetto agli altri paesi europei nel sistema universitario, da dove si può invertire questa tendenza, come valuta i tagli previsti, come andranno ad impattare nel mondo accademico e in particolare nelle zone più svantaggiate, e che cosa intende fare il Movimento 5 Stelle di fronte a questo scenario. Grazie. Buonasera a tutti e innanzitutto grazie a voi per l'invito. Veramente sono contento di essere qui, non sono frasi di circostanza e ve lo motivo anche perché nella nostra società, sul lato mediatico, abbiamo una seria difficoltà a veicolare tutte le informazioni che riguardano quel che dovrebbe essere invece un tema cruciale per il nostro paese, che è quello dell'educazione, dell'istruzione e della ricerca. È sempre difficile far diventare la notizia mainstream, quindi diventa prezioso qualsiasi momento in cui si può dibattere e si possono lanciare determinati messaggi, perché ce n'è bisogno. Quindi veramente grazie di questi momenti e veramente sono contento di essere qui. Parliamo di università e ricerca, ma in generale educazione, e quindi che rientra anche la scuola, perché poi c'è un filo comune che parte che accomuna sia il Ministero dell'istruzione e del merito, questa nuova parola aggiunta, che è quello dell'università e della ricerca. In un'azione di questo governo che è chiara, un'azione di questo governo che purtroppo nero su bianco mostra dei tagli sul lato scolastico, tanto come anche sull'università. Sul lato scolastico abbiamo visto nero su bianco nell'ultima legge di bilancio i tagli legati al turnover dei docenti e non solo, anche del personale scolastico. Stiamo vivendo agli accorpamenti voluti dal dimensionamento scolastico, non so gli effetti in questa regione, ma in diverse regioni del sud ci sono, che poi hanno anche ricorso e vinto, come per esempio la Campania, da dove vengo,
ci sono stati accorpamenti che inevitabilmente porteranno un decadimento della qualità dell'offerta che viene data agli studenti. In legge di bilancio viene bloccato il turnover, quindi con i pensionamenti non ci sarà un ricambio dei docenti, parliamo di 6.000 posti di docenti previsti in meno e 2.000 del personale ATA degli uffici. Insomma, quindi è chiaro che anziché invertire il trend, come si diceva, e provare ad allinearci agli altri paesi europei per spesa nel mondo dell'istruzione rispetto al PIL, si sta andando ad indietreggiare. E alla base di tutto è chiaro e palese che se non ci mettiamo i soldi, se non ci mettiamo i finanziamenti, purtroppo le cose possono solo peggiorare. Noi già partiamo da una situazione in cui l'Italia è abbastanza fanalino di coda in Europa per gli investimenti in istruzione, inteso sempre come scuola e università. Noi ci troviamo dove abbiamo una media OCSE che arriva quasi al 5% della spesa del PIL data in istruzione, noi di poco superiamo il 4%. Se poi andiamo a fare il focus specifico sull'università e la ricerca, va ancora peggio. Siamo vicini all'1%, forse un poco meno, contro l'1,5, l'1,6 di media europea, ma diversi paesi che hanno capito l'importanza di investire in università e ricerca arrivano quasi al 2%. E quindi quando uno chiede che fare, la prima cosa sarebbe evitare i tagli, fare degli investimenti. E vado subito alla domanda classica che ci fanno, in realtà con la risposta classica che ci dicono: perché non l'avete fatto voi quando eravate al governo? No? Questo su tutto, così come ogni volta che facciamo presente la loro cattivazione sul mondo dell'università, ma anche della scuola, facilmente voi siete quelli dei banchi a rotelle, tutte queste cose che sono solo slogan. Per chi non lo sapesse faccio una parentesi: la questione dei banchi a rotelle in realtà è semplicemente un mito che loro portano avanti, perché io mi ricordo uno dei gazebo vari che stavamo facendo in campagna elettorale, mi si avvicina una preside e mi dice: per cortesia, appena puoi, vuoi spiegare che noi dirigenti scolastici abbiamo potuto scegliere, servivano dei banchi, se accedevamo al portale dovevamo scegliere che tipologia di banchi volevamo, quindi cortesemente dillo. E quindi in ogni occasione io voglio sottolineare questa cosa. Ma io ricordo sempre, noi non è che abbiamo governato tutto questo tempo, e ricordo sempre che gran parte di questo tempo l'abbiamo passato a combattere una pandemia, e ricordo sempre che gli investimenti fatti dal governo Conte 2 nel mondo dell'istruzione per affrontare la pandemia, per garantire quello che è un diritto, sono stati enormi ed ingenti rispetto al passato. Ovviamente la carenza di fondi e finanziamenti al mondo dell'istruzione e della ricerca non parte da questo governo. Nei governi precedenti non sono stati fatti miracoli. Tolgo un attimo la nostra parentesi e vi ho spiegato il perché. Ma anche nei governi di centrosinistra non si è mai veramente capita l'importanza di investire nel capitale umano del nostro paese e quindi nella competitività del nostro paese. Non si è mai voluto. Però una cosa dobbiamo dircela chiaramente, perché troppo spesso chi ci governa ora, la destra che ci governa ora, fa finta di essere una novità senza responsabilità. E invece noi dobbiamo tenere sempre bene chiaro in mente che gli ingenti tagli che hanno portato sempre a peggiorare il nostro sistema educativo e universitario sono tutti fatti da governi di destra. Abbiamo, ricordiamoci, la riforma Moratti, così come quella Gelmini, che viene definita la madre di tutti i tagli. E lì, in quella fase, che è stato dato un colpo enorme al nostro sistema educativo, e ora stanno continuando su quella scia. Questo sul lato economico, ma non solo, perché poi erano state messe in campo, uso il passato e dopo vi spiego il perché, dalla ministra Bernini una serie di una riforma che portava ad aumentare terribilmente la possibilità di precariato all'interno della nostra università. Noi già ci troviamo che il mondo dell'università ha il 40% per quanto riguarda i ricercatori di contratti precari, il 40% è una percentuale che non si trova in altri ambiti.
E la risposta del ministro Bernini, della ministra Bernini, qual era? La cosiddetta riforma del pre-ruolo, che ora fortunatamente è ancora ferma al Senato, che cosa faceva? Introduceva nuove forme contrattuali, che lei definiva la cassetta degli attrezzi, che in realtà era un kit di precariato, perché inseriva nuove forme contrattuali di precariato che rendevano ancora più complicata o ardua la carriera universitaria. Facendo un passo indietro, però, il governo, alla fine del governo Draghi, che cosa si era fatto? Per combattere questo enorme precariato all'interno dell'università, si era introdotto una forma contrattuale diversa che desse garanzie, a differenza di quello che è l'assegno di ricerca. E qui vi parlo anche in prima persona. Io per il Movimento 5 Stelle seguo il tema universitario anche perché io sono stato un precario della ricerca. Sono stato un precario che per 7-8 anni, non ricordo quanti, ha vissuto con assegni di ricerca, e sono assegni cococò senza nessuna garanzia, nessuna, neanche le ferie, malattie, niente. Ovviamente poi con trattamenti economici, vi posso dire ridicoli, lo dico apertamente, si andava sotto i 1500 euro al mese. Chi deve fare ricerca all'interno del nostro paese? E questa era la situazione, e quindi si era deciso di sostituire, di togliere questi strumenti di precarietà e mettere il contratto di ricerca, che dava almeno garanzie e segnava la via per poter affermarsi e proseguire la carriera universitaria. E invece la ministra, cosa prevista dal PNRR, cosa prevista negli accordi con l'Europa. E invece la ministra aveva introdotto questa riforma, e notizia di ieri, grazie anche all'enorme mobilitazione che è stata fatta all'interno delle università, dai ricercatori precari, dalle associazioni dei dottorandi, che come ultimo strumento hanno fatto ricorso all'Europa e gli hanno detto: guarda che con la riforma della ministra Bernini si stanno disattendendo quel che dovevano essere le riforme dell'università previste del PNRR. E guarda caso, ieri la ministra Bernini ha detto: fermiamoci un attimo. Quindi sorrido su questo perché noi a volte dimentichiamo che fortunatamente siamo ancora in un sistema in cui la lotta paga. Se ci si arma, se ci si unisce, se si fa rete, si possono ottenere i risultati. E infatti parlavo ieri con l'associazione dei dottorati: ora dobbiamo continuare, dicevo, questa è solo la prima tappa. L'abbiamo fatta fermare, le abbiamo dato uno stop, così come ha dovuto stanziare risorse, sempre PNRR, per i contratti di ricerca. E quindi si possono cambiare le cose. E quando mi si chiede però che cosa volete fare voi all'interno del Parlamento per spingere verso una direzione, dove volete andare? Innanzitutto la nostra azione è provare a contrastare il disegno di questo governo, che è terribile. Ma soprattutto io dico sempre, negli incontri, quando spesso ci siamo abituati che le realtà chiedono aiuto alla politica, io dico sempre: sono io a chiedere aiuto a voi, sono io a chiedere aiuto alla società, perché solo quando da fuori si inizia a far capire che le cose non stanno andando bene, che non abbassiamo la testa, che anzi alziamo la testa e combattiamo contro un governo che invece ci vuole proni, e quando gli studenti scendono in piazza vengono manganellati, quando invece si alza la testa, allora le cose possono cambiare. Quando si vede che loro iniziano a perdere consensi, allora si può dare un segnale forte. Ed è quello che sta accadendo. Dei primi scricchioli si iniziano a vedere, perché gli atenei si sono iniziati a ribellare. E questo sta funzionando e deve continuare così, perché poi la visione di questo governo, secondo noi del Movimento, secondo me è chiara. Vuole demolire l'idea di università quale presidio culturale all'interno della società, presidio diffuso all'interno della società, che non deve solo sfornare talenti, deve sì sfornare talenti nel nostro paese, ma deve essere quel presidio da cui nasce il pensiero critico all'interno della nostra società. E invece si vuole andare verso una visione estremamente neoliberista, di competizione costante, che parte dalla scuola e arriva fino all'università, per poi andare in una società in cui ci vuole tutti contro tutti. E allora si sta indirizzando anche l'università verso questo, la scuola con la questione del merito,
che poi mi fa ridere. Il merito si va a misurare quando poi tu fai partire delle persone da contesti totalmente diversi, alle basi di partenza totalmente diverse. Immaginiamo chi poi nasce in una famiglia che non riesce a seguire il ragazzo o la ragazza rispetto a chi invece può avere tutti gli strumenti, e tu vuoi che all'interno della scuola invece tra le persone invece li vuoi mettere uno contro l'altro. Ovviamente questo non è solo l'Italia, è più una degenerazione che sta vivendo la nostra società, che noi secondo me dobbiamo combattere. Fino a poi arrivare all'università. Le università devono essere in un mondo in cui devono essere in contrasto l'uno con l'altro, perché devono ottenere finanziamenti e si devono contrastare tra di loro. E il degno, secondo me, di questo governo è quello di avere pochissimi, loro li chiamano centri di eccellenza nel nostro paese, solo in alcuni posti, e il resto delegare probabilmente tutto alle università telematiche, perché poi mentre distruggono l'università pubblica stanno strizzando costantemente l'occhio alle università telematiche. Ora qui non voglio ricordare i finanziamenti che i vari partiti hanno preso dai proprietari delle università telematiche, in primis la Lega. Non voglio ricordare che Bandecchi, proprietario dell'università telematica, ha fatto un endorsement durante le regionali in Umbria, è entrato direttamente e in cambio ha avuto uno stop a quel che era il disegno di adattamento delle università telematiche, che ricorda avere un docente ogni 382 alunni contro le università classiche che ne hanno uno ogni 40 circa, quindi con una competizione assurda. È questo il paese che vogliono, e questo è il paese che dobbiamo provare a cambiare. E noi ce la stiamo mettendo tutta con, in ogni occasione, entrando in ogni occasione, provando a portare con emendamenti, ordini del giorno, litigi in aula e in commissione per inserire le parole chiave che loro hanno totalmente dimenticato, che è quello che è il welfare studentesco, che ovviamente cambia da regione a regione, perché lo sappiamo come funziona, c'è il contributo regionale, ma questo crea una disparità enorme nel nostro paese. Il welfare studentesco è scomparso dalle loro parole chiave, non c'è. E tutto, e ogni azione, in ogni possibile atto che fanno, gli emendamenti, che io concordo pure con le associazioni degli studenti, perché è bello far rete, vanno in questa direzione qui. Perché poi ricordiamoci sempre che questo è uno dei pochi governi che è nato già con dei soldi, quelli del PNRR, che dovevano essere solo spesi, e invece stanno fallendo. Perché se da un lato ieri c'è la notizia positiva che la ministra Bernini si sta fermando un attimo sulla riforma del preruolo, dall'altro lato purtroppo sta arrivando la quasi certezza di un allarme che noi Movimento 5 Stelle stiamo lanciando da parecchi mesi, e proprio il mese scorso in un question time nella commissione con la ministra Bernini gliel'ho riproposto, e lei per l'ennesima volta mi ha mentito dicendo che non era così, ma si sta arrivando a quello. Stanno per fallire sul target della costruzione di nuovi alloggi universitari. C'è Fitto che sta, no, Fitto non è più Fitto, Fitto è stato sostituito da Foti, che con la ministra sta dicendo: guarda, il target non lo raggiungi, tagliamolo, andiamo a trattare con l'Europa, perché sennò ci tolgono i finanziamenti che già li avevano ridotti nella seconda rata, perché non riusciamo a fare questi alloggi. E noi sappiamo che cosa significa questo, sappiamo che unito al fenomeno di gentrificazione e turistificazione estrema che stanno vivendo diverse capitali del nostro territorio, gli alloggi per gli studenti non esistono più, non esistono. Ci troviamo con posti letto che arrivano a 600 euro, non la stanza, il posto letto, e quindi diventa un qualcosa sempre più di elite, perché poi, nonostante ci fossero i finanziamenti anche per le borse di studio, per incrementare la platea delle borse di studio, per eliminare il fenomeno degli idonei non beneficiari con i soldi del PNRR, anche lì si sono fatti passi avanti, ma i problemi restano. E quindi ci troviamo sempre più in un paese in cui nell'idea io dico sempre, nell'idea dei nostri nonni, lo studiare, la scuola, l'università era quell'ascensore sociale che ti portava, secondo come dice la nostra Costituzione, a dare gli strumenti a tutti per poter eccellere. Non è così, non prendiamoci in giro, non è così. Tutto dipende da dove nasci, in che luogo nasci, da che famiglia nasci, e quindi solo lì poi capisci se
riesci ad andare a scuola ed eccellere, se puoi permetterti l'università, perché lo Stato non ti dà tutte queste garanzie, non te le dà purtroppo. E il PNRR doveva servire anche a questo. E su questo chiudo perché sto parlando troppo, vi ho detto di fermarmi quando parlo troppo. Altro problema, non solo sono incapaci di spendere soldi al PNRR, ma non c'è niente dopo. Non c'è nessuna prospettiva. Il PNRR doveva servire per darci quel boost di ripresa dopo la pandemia. Ovviamente un boost che poi dopo tu devi continuare con gli adeguati finanziamenti, con una progettualità. Non c'è niente, non c'è veramente niente, quindi c'è il baratro dopo. E vi dico che, e dopo questa veramente chiudo, non c'è possibilità di dialogo con questa maggioranza. Io sono alla prima esperienza parlamentare, prima ho fatto politica solo a livello territoriale e mi hanno dipinto la Commissione Cultura, una delle poche commissioni in cui almeno c'è un minimo di dialogo tra maggioranza e opposizione e si può ragionare. Zero assoluto, e questo diventa un po' demoralizzante, però vi racconto come per esempio una giornata in commissione. Arrivano gli atti, noi li emendiamo, ne facciamo pure tanti di emendamenti, e una persona normale si immagina che se lì ai vertici di un paese in cui tu puoi dialogare per ottenere il meglio per i cittadini, e quindi ti immagini anche uno scontro forte, ma ti immagini almeno che ci sia un confronto con chi la pensa come diversamente da te, per provare a mediare. Non c'è niente. Quando noi interveniamo sui nostri emendamenti per provare a modificare meglio le loro leggi, non è che ci ribattono e ci rispondono in qualche modo. Stanno in silenzio e vanno avanti con la forza dei numeri. Semplicemente si arriva al voto. Basta. E io l'esempio che più mi è rimasto forte su questo loro atteggiamento è quando ho provato a contrastare uno dei loro disegni di legge sulla scuola, che abbiamo provato a fare ostruzionismo presentando ben 600 emendamenti, e sono stato lì a fare 600 interventi con loro che guardavano l'orologio a dire: ma quando finiamo? Con uno di Fratelli d'Italia viene da me: ma quanto ti pagano per fare opposizione in più? Questo è. E per questo dico è molto molto importante che soprattutto da fuori deve nascere un qualcosa che inizia a contrastare la narrativa di questo governo, che inizia a far capire che il paese non è con loro. Io lo so che lei è brava, che Giorgia è brava mediaticamente, che passa come una del popolo, che convince, che porta le persone alla sua parte, però io forse più di voi da dentro riesco a vedere ancora meglio dove ci stanno portando, e non è un paese bello, non è un paese dove si vivrà bene. E quando ce ne renderemo conto, quando le persone se ne renderanno conto, forse sarà, non dico troppo tardi perché si può sempre rimediare, però sarà più difficile. Quindi il ruolo che io vedo come parlamentare è più fuori che dentro, perché dentro è quello, votiamo, vanno avanti, fuori invece servono, per questo dicevo, servono momenti come questo, perché dobbiamo raccontare queste cose e dobbiamo farlo tutti i giorni, perché poi c'è solo una parte di persone che si interessa alla vita politica, che si interessa come vanno le cose, ancora meno su questi temi qui, perché poi in televisione non funzionano, con la stessa comunicazione ha difficoltà a trovare qualcuno che ci vuole intervistare, parlare di scuola, di università, e quindi io quello che chiedo a tutti è, in ogni occasione, anche a bere una birra con gli amici, a casa con i parenti, buttiamola quella parola, spieghiamo che cosa sta accadendo, perché solo così possiamo iniziare a far calare questo consenso che loro hanno e iniziare veramente a contrastare questo loro disegno. Mi fermo, se no non vado più. Grazie mille per l'intervento. Non sono stato lungo, l'avevo detto. Non mi decacci. Molto interessante, molto interessante. Passerei adesso alla consigliera regionale Rosaria Capozzi chiedendole qual è la situazione a livello regionale e che cosa sta facendo la Regione Friuli Venezia Giulia per garantire il diritto allo studio. Buonasera a tutti.
Allora, giusto un attimo perché poi capita sempre che nel momento in cui devo intervenire mi sparisce la pagina. Allora, ci penserò io a tediarvi un attimo, anche rifilandovi i numeri a go-go e rappresentandovi quella che è la realtà della nostra regione. Voglio partire innanzitutto da quello che è il titolo di questo incontro, ovvero difendiamo la conoscenza, basta tagli al diritto allo studio. Lo scorso anno nella nostra regione questi paventati tagli avevano fatto tremare anche i nostri atenei, perché parliamo di tagli che interessavano l'Università di Udine e di Trieste per un valore di 1,5 milioni l'Università di Udine e di 3 milioni l'Università di Trieste, rispettivamente l'1,8 e il 3,7%, quindi numeri importanti che avevano portato i rettori delle nostre università a battere i pugni perché temevano appunto che ne sarebbe stata compromessa l'attività didattica, la ricerca, ne sarebbe risultata compromessa l'intera organizzazione dell'università. Dalla nostra abbiamo portato da subito queste problematiche anche in consiglio regionale e in quel momento ci accingevamo a discutere il bilancio e nel momento in cui abbiamo rappresentato questa situazione di disagio siamo stati rassicurati dall'assessore Rosolen che laddove ci fossero stati appunto dei tagli comunque la regione avrebbe fatto la sua parte e sarebbe intervenuta. Quindi diciamo che dalla nostra abbiamo la fortuna di vivere in una regione che è ricca, assistiamo continuamente a manovre importantissime, l'ultima che abbiamo approvato è una manovra da 6 miliardi e quindi nel diritto allo studio, così come nel mondo universitario, vengono fatti importanti investimenti. Ho voluto fare una rappresentazione anche attraverso dei dati proprio per vedere poi qual è il riscontro di questi investimenti all'atto pratico su quella che è la nostra realtà. E sono voluta partire innanzitutto da quella che è la legge che disciplina il nostro diritto allo studio, ovvero la legge regionale numero 21 del 2014 che di recente è stata modificata con la 24 del 2020, la quale individua due importanti strumenti di programmazione, da una parte le linee guida, dall'altra il programma triennale degli interventi. Ora, visto che stanno anche dei ragazzi, questi interventi intervengono su tre punti fondamentali. Da una parte benefici di natura economica articolati come qualcuno di voi anche percepisce, borse di studio, prestiti, contributi, servizi per l'accoglienza, servizi abitativi, servizi di ristorazione, mobilità internazionale, accoglienza o ancora ogni altra forma di intervento proprio diretta a favorire il diritto allo studio universitario. Ne possono usufruire tutti gli studenti universitari, anche gli studenti stranieri che si trovano appunto nella nostra regione. Ho voluto fare anche un focus rispetto all'Università di Trieste, visto che facciamo questo evento proprio a Trieste e mi sono divertita anche un po' a rintracciare i dati che proiettano quelli che sono i trend dell'università, ovvero negli ultimi tempi si è avuto un aumento soprattutto delle lauree triennali, tant'è che 3.920 sono i ragazzi che si sono iscritti all'anno accademico 2024-25. Si è avuto un incremento del 15% e del 40% rispetto al periodo pre-pandemico. Un altro dato interessante è che l'Università di Trieste è una università prettamente femminile perché il 60% degli iscritti è fatto da ragazze. Vi è anche un'importante attrattività esterna, ecco, rispetto alle nostre università, tant'è che vi sono 700 immatricolati che vengono proprio dall'estero. Dal 2019 al 2020 si è assistito ad un costante incremento appunto di questo afflusso dall'esterno, ma anche dalle altre regioni il trend è importante perché parliamo di un 40% e le regioni da cui provengono maggiormente gli studenti sono soprattutto Veneto, Lombardia, Sicilia, Puglia ed Emilia Romagna. Però la nostra regione è afflitta da due importanti problematiche. Da una parte vi è l'abbandono scolastico, dall'altro la fuga di cervelli. Per quanto riguarda l'abbandono scolastico, nel 2022 i giovani del Friuli Venezia Giulia che hanno abbandonato la scuola prematuramente sono stati 6.000.
Parliamo del 7,7% della popolazione presente in una fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Numeri importantissimi, così come numeri importantissimi li abbiamo per quanto riguarda la parte di fuga dei cervelli. Nel 2022 se ne sono andati dalla nostra regione 1248 giovani, parliamo di 9 studenti su 10 pronti ad andare all'estero per trovare opportunità migliori, per trovare opportunità soprattutto di avere maggiori soddisfazioni anche con riferimento al proprio percorso formativo. Ma sempre riprendendo dei dati, tra il 2011 e il 2023 30.000 giovani della fascia tra i 18 e i 34 anni hanno lasciato il Friuli Venezia Giulia per andare a lavorare o specializzarsi all'estero. Le mete maggiormente scelte sono Germania, Francia, Svizzera, Spagna, Regno Unito, e il dato ancora più significativo, inoltre il 35% dei giovani, sempre della stessa fascia, manifesta sin da subito, sin dal periodo in cui è all'università, un'elevata propensione proprio ad andarsene all'estero. Ancora, le motivazioni. Le motivazioni sono essenzialmente due: migrazione per necessità, migrazione per opportunità. Il motivo principale è la difficoltà di trovare un lavoro adeguato agli studi che si sono sostenuti e subito dopo lo stipendio è troppo basso. Ho trovato interessante un questionario che ho voluto riprendere, in cui sono stati intervistati 600 studenti della nostra regione, tra giovani che frequentano l'ultimo anno delle superiori e l'università. E questo ha fatto emergere che l'84% dei nostri studenti, una volta ottenuta la laurea, ambisce ad andarsene o in altre regioni oppure all'estero. Nel 2024, insisto sui dati per poi arrivare a delle conclusioni interessanti, perché nel 2024 sono stati circa 6.300 i giovani che si sono spostati in altre regioni. C'è stato un leggero calo rispetto all'anno precedente, quanti ne erano 6.900, mentre sono stati poco più di 4.000 quelli che hanno scelto di andare all'estero, e questo ci porta anche a detenere il primato da questo punto di vista, visto che il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni che ha la più alta componente di giovani che si spostano all'estero. Ora, questo ho voluto riprendere un po' tutti questi dati perché assistiamo continuamente ad un impoverimento della nostra classe dirigente, uniti poi ad un'ulteriore problematica che è la crisi demografica. Il tutto ci dà un mix che avrà delle ricadute importantissime anche sulle imprese della nostra regione, perché tantissime piccole e medie imprese avranno difficoltà a trovare del personale qualificato nei propri processi produttivi. Ora, questi numeri ci dicono soprattutto una cosa importante. Io l'ho voluta mettere in grande perché i giovani della nostra regione non vedono nel Friuli Venezia Giulia un luogo dove poter costruire il proprio futuro, dove avere stabilità, quindi ambiscono ad andarsene. Ora, il tema che ci dovremmo porre noi politici e che si dovrebbe porre anche chi governa è come attrarli, come trattenere, come rendere interessante, come rendere attrattivo la nostra regione, come far sì che appunto i giovani non se ne vadano e allo stesso tempo si combatta anche la crisi demografica invertendo appunto questa tendenza allo spopolamento. Allora qualcuno si chiede che cosa ha fatto la nostra regione. Qualche anno fa è stata approvata la legge numero 129, che è famosa come la legge Talenti FVG, che è una legge proprio in materia di sostegno alla permanenza, al rientro, all'attrazione sul nostro territorio di giovani professionalità altamente specializzate. Senza che entro nel dettaglio di questa legge, che prevede dei contributi proprio per rendere attrattivo il nostro territorio, voglio dire che sono state presentate dal momento in cui è entrata in vigore questa legge 159 domande,
135 sono state finanziate per oltre 320.000 euro. Questo ritornando un po' al discorso che le risorse ci sono e vengono applicate, però tuttavia questo trend non viene invertito e quindi io ritengo che evidentemente non basta soltanto intervenire con le risorse, ma servono delle politiche serie e non slogan per far sì che i giovani restino nella nostra regione, per far sì che sia conveniente, ecco, restare nella nostra regione e soprattutto per far sì che i giovani vedano nel loro percorso formativo anche una soddisfazione nel restare nella nostra regione, dando seguito appunto a quegli studi. Voglio concludere il tutto dicendo, citando una frase di Cicerone che mi piace particolarmente: come il campo benché fertile senza coltivazione non può dare frutti, così l'intelligenza senza lo studio. Grazie. Grazie Rosaria, e adesso passerei a Sara chiedendole come pensate voi studenti di sensibilizzare il governo su questi temi, se c'è un dialogo con le istituzioni e se noti sensibilità degli studenti rispetto a queste tematiche. Grazie. Scusate, ma ho dei seri problemi con la tecnologia in generale e vi ringrazio anch'io per l'invito e ringrazio chi ha parlato prima di me per aver dato molti spunti interessanti sulla questione. E prima di iniziare devo fare una precisazione di buon tono istituzionale che mi viene suggerito dall'associazione di cui faccio parte. Io non milito, non sono tesserata a nessun partito politico, sono cose che in certi contesti bisogna dire, a me dispiace dirlo, non vorrei dirlo, però lo devo dire. E non faccio parte di nessun gruppo politico esterno, faccio parte di una lista universitaria apartitica, quindi non affiliata a nessun partito politico, ma che si occupa di politica come una lista universitaria dovrebbe fare. Non tutti lo fanno, noi lo facciamo. E sono ormai alla fine del mandato come senatrice, mandato che è iniziato quasi 2 anni fa, e tra le diverse cose di cui si è parlato in Senato e si è parlato all'interno dell'associazione studentesca di cui faccio parte c'è chiaramente la questione dei tagli, che è una questione che in realtà nell'Università di Trieste, come ha detto opportunamente Rosaria prima di me, si sente in maniera per fortuna ridimensionata dal fatto che viviamo in una regione che per fortuna ci aiuta. Come sempre quando c'è un privilegio dobbiamo riconoscerlo, però cioè è una situazione privilegiata in cui viviamo noi, ma in cui non vive gran parte dell'Italia, gran parte degli atenei dell'Italia. Quindi se volessimo contestualizzare di nuovo a livello nazionale e poi territoriale questa manovra, vediamo che comunque questa manovra si inserisce in un disegno governativo molto chiaro, che è quello di spaccare completamente l'Italia. Cioè noi vi tagliamo i fondi, chi ce la fa per conto suo, bene, bravi, se non ce la fate sono affari vostri. E, insomma, all'interno dello Spacca Italia si inserisce secondo me perfettamente anche questo. E noi come studenti cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di fare quello che gli studenti universitari di solito fanno, cioè lottare e esprimere il proprio dissenso. Lo facciamo a diversi livelli, lo facciamo all'interno della nostra università, in occasione del conferimento della laurea honoris causa a Mattarella noi studenti avevamo scritto una lettera al presidente sottolineando la gravità della situazione in cui versava l'università in generale, ancora prima che si sapesse dell'entità che questi tagli avrebbero raggiunto per il prossimo triennio. E recentemente, quando è uscita la notizia definitiva dei tagli alle università, abbiamo scritto un comunicato in cui appunto volevamo invitare il ministro a ridimensionare per quanto possibile e per noi necessario appunto l'entità di questi tagli al diritto allo studio, perché se c'è una cosa che gli studenti universitari di solito hanno chiaro, non su tutte le questioni politiche, perché anche lì poi dipende come sono veicolate, cosa effettivamente arriva ai giovani,
Se c'è una cosa chiara è che insomma ci stanno tagliando da tanto tempo e se c'è una cosa su cui un paese non dovrebbe più tagliare, questa cosa è proprio l'istruzione, la ricerca, la formazione di alto livello e anche di basso, di formazione di qualsiasi livello. E detto questo, all'interno del Senato accademico abbiamo avuto le stesse rassicurazioni che ci sono state appena dette da parte della Regione, per cui un taglio che l'Università di Trieste vedeva intorno ai 7 milioni dovrebbe essere ridimensionato tra i 5 e i 6 più o meno, e in più l'aiuto delle regioni, dico ridimensionato tra i 5 e i 6 perché c'è stato anche lo svincolo dei fondi per i piani straordinari, per cui le università insomma in qualche modo riescono a recuperare sul taglio fatto dal governo. Io di economia non capisco niente, ve lo sto spiegando molto male, però insomma fidatevi poi. Vabbè, comunque tralasciando questa nota un po' così di barzelletta che ho detto avrei raccontato qui, noi a livello territoriale appunto abbiamo cercato di fare quello che potevamo all'interno degli organi maggiori, no? L'università vede la rappresentanza studentesca a tutti i livelli, dai consigli di corso fino a organi di vertice come il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione dell'università, per cui ci sono degli studenti, tra cui me stessa medesima, che siede con rettore, direttore generale, prorettore e tutti i vari delegati e rappresentanti d'area dell'università e parla anche di questo. Il margine di manovra solitamente è molto poco perché non sono organi strutturati in maniera paritetica, non c'è chiaramente pari composizione di componente studentesca e componente amministrativa e di docenti, quindi cerchiamo di fare quello che possiamo, sicuramente assorbiamo le nozioni, cerchiamo di farle nostre e di costruire per quanto possibile una lotta. È stato molto interessante il parere che invece il CNSU, che è il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, ha dato su i tagli, e se posso fare una nota, non dico di merito, però una nota che un po' mi rasserena è che se c'è una questione su cui finalmente il CNSU e la CRUI, che è invece il Comitato dei Rettori Universitari Italiani, vanno d'accordo, è che questi tagli non vanno bene, si sono messi d'accordo, quindi c'è almeno un sodalizio, diciamo, tra rettori e studenti universitari che non è scontato, ma è sicuramente necessario, se posso permettermi di dirlo? Ok. E detto questo, cos'altro posso dire di quello che noi vorremmo che il governo facesse? Si può dire tanto, cioè che non tagliasse più sui nostri diritti mi sembra un po' pleonastico da dire. E cosa possiamo fare noi più di questo? Insomma, è stato detto prima di me appunto che è una notizia recentissima dello stop momentaneo del ministro a seguito della mobilitazione universitaria da parte di ADI, che è l'Associazione Dottorandi Italiani, e insomma che quindi la mobilitazione effettivamente è servita finché ci consentono ancora di mobilitarci, perché insomma vediamo che colpisce l'università anche il nuovo DDL sicurezza, che è sicuramente un tema che riguarda in prima persona anche noi universitari, quindi finché ce lo consentono continueremo a mobilitarci e speriamo che continuino a farlo per molto, nel senso che è sicuramente una compressione di tutti i diritti costituzionalmente garantiti della persona. E detto questo, non so cos'altro dire su quello che noi possiamo fare nei confronti del governo, un governo che non ci ascolta, questo c'è chiaro, è stato detto anche in questa sede, e più di così è veramente difficile pensare a cosa fare. Cerchiamo di istruirci il più possibile, di essere delle persone competitive nel momento in cui vanno a parlare con i rappresentanti del governo, dal CNSU al CUN, insomma ci sono molti organi che effettivamente in questo paese democratico riescono in qualche modo a interfacciarsi col governo, poi sta al governo vedere quanto è disposto ad ascoltare, questo governo molto poco, e quindi questo è quello che noi possiamo fare. Sulla seconda domanda, che cosa ne sanno gli studenti, come lo percepiscono, qui insomma è un discorso molto complicato, è un discorso molto complicato perché è stato detto nel primo intervento, all'inizio del primo intervento, che c'è anche un problema mediatico, cioè c'è un oscurantismo mediatico sulle questioni che riguardano l'istruzione, che riguardano l'università, la scuola pubblica, la sanità.
tutti settori che hanno, credo si dica ROI, un return on investment molto basso, perché sono tutti settori in cui il governo spende, ma in cui indietro non ha sostanzialmente niente. Cioè, se è vero che all'università sì, si pagano le tasse, però effettivamente poi al governo non rientra niente in termini economici. È un discorso becero, bassissimo, però è così che si muove l'organizzazione mediatica e la stampa del paese in cui viviamo. Quindi effettivamente, secondo me, gli studenti se ne sono interessati limitatamente, credo molto di più i dottorandi rispetto agli studenti universitari, perché colpiti in prima persona da questi tagli, e perché i dottorandi con gli assegni, con le borse ci devono mangiare, ci devono vivere. E gli studenti penso che inizieranno ad accorgersene di più quando, purtroppo, perché sarà uno dei modi più efficaci e veloci per fronteggiare questi tagli, verranno innalzate le tasse, e l'Università degli Studi di Trieste è un'oasi felice per quanto riguarda la tassazione, perché meno di un anno fa in Senato accademico e poi in Consiglio di amministrazione si innalzava il tetto della no tax area a 30.000 euro, che vuol dire che se uno studente dichiara di avere un ISEE inferiore a 30.000 euro non paga un euro di tasse, se non il contributo regionale, e questa è una misura incredibile. Un'altra misura incredibile è aumentare anche la perequatività della tassazione, cioè il plateau, che è quando la curva delle dichiarazioni dell'ISEE, quindi del reddito sostanzialmente dello studente, arriva a 75.000 euro, se tu hai 75.000 euro, ,1, paghi come chi non consegna l'ISEE, però prima il plateau si arrestava a 70.000 euro, quindi abbiamo aggiunto questi 5.000 euro di ISEE come lasso per aumentare la tassazione, perché se una persona che ha 75.000 euro di ISEE pensiamo possa pagare 100 euro in più all'anno. Ma pure 200. Però diciamo che non si può neanche campare sulla tassazione degli studenti, cioè a un certo punto bisogna porre un limite anche a questo, e a tal proposito vorrei solo aggiungere il fatto che sono stati menzionati molti bonus, il fatto che non ci sia una progettualità dopo il PNRR, ma secondo me dobbiamo anche pensare a come sono stati gestiti negli ultimi anni i fondi del PNRR, perché è sempre molto bello avere un salvagente che ti salva, che può essere la regione, che possono essere i fondi del PNRR, ma se poi tu questi fondi non li usi come incentivo, ma li usi per andare a sostituire l'FFO, insomma, potevi pure non usarli, cioè è come se non ci fossero mai stati. L'FFO è il fondo di finanziamento ordinario. E quindi credo che la situazione più o meno sia questa. Non vorrei impelagarmi in discorsi di politica giovanile, perché vedo qui molti giovani, sono molto contenta e sono contenta che vi interessiate a queste questioni, ma è molto difficile fare politica e parlare di politica per un giovane. Prima c'è stato l'esempio, anche quando andate a prendere una birra parlatene, chi mi conosce che è qua sa, io sono una pesantona, cioè, però è molto difficile parlarne, è molto difficile fare politica anche all'interno delle università, perché si fa fatica a dire guarda che questo riguarda anche te, e se non riguarda te riguarda il tuo coinquilino, riguarda le persone con cui giochi a calcio, con cui vai a farti le unghie, insomma è molto complicato, e noi vediamo anche in università una percentuale per esempio bassissima di studenti che votano alle elezioni studentesche, una percentuale inferiore al 20% che nelle università, che comunque dovrebbero essere un luogo in cui la politica vive, in cui uno discute, si forma, eccetera, è un dato veramente molto basso e che non rincuora affatto, perché lo studente universitario è il cittadino sostanzialmente formato, e quindi se questi sono i dati in università vediamo una bella cartina di tornasole di quello che poi è dopo la cittadinanza. Quindi si fa fatica, noi cerchiamo di fare quello che possiamo, e non ho dato una risposta a niente, ma... Adesso aprirei il dibattito, se qualcuno vuole intervenire, fare domande, siete liberissimi di farlo. Insomma, io comincio a parlare a Rosalina. Buonasera a tutti, se posso una domanda io. Forse il microfono. Ho sentito un po' stridere il vostro
capito, diciamo, il vostro, non giustifica, diciamo dire, la regione è ricca, ha fatto abbastanza rispetto a quello No. che abbiamo sentito ieri sera sui famosi ragazzi che cercano alloggio, 44% di eccetera. Cioè, mi sembrava che quei 75.000 euro di detto, dell'aumento è una cosa positiva, però alla fine riguarda un ceto ricco, perché come ha sussurrato Rosaria, 200 euro non sono nulla. Il problema per uno che viene qua, che non ha lavoro, che deve studiare, Certo. che vorrebbe socializzare e vivere decentemente i suoi studi universitari, è quello dell'alloggio, no? Sì. Alla fine perché sei preso per la gola, Certo. perché poi sei costretto ad accettare il materasso pieno di termiti o chissà cos'altro, eccetera. È capitato perché con 3 figlie, insomma, Certo. hanno avuto la fortuna di star qua, sono tutte all'estero, sono tutte e 3 all'estero. Chiedevo alla Sara Missio, rimarresti tu in questa città sapendo che dopo l'università devi trovare anche gli ostacoli lavorativi? infatti è quello che ho Cioè, detto. voglio dire, la regione può fare qualcosa anche a livello nazionale per intervenire, per esempio, se è crollato il problema degli alloggi universitari e non sono stati costruiti, possiamo intervenire da parte del privato a dire agevoliamo i privati affinché diano gli alloggi o chi sono i proprietari delle case a Trieste come in altre città per poter, diciamo, intervenire per i giovani? Questa è una domanda molto bella e è una domanda però anche molto ampia, perché allora, l'università si muove e cerca di fare il possibile di concerto con l'ARDIS, che è l'Agenzia regionale per il diritto allo studio, per garantire il numero più alto di alloggi possibili per gli idonei e beneficiari. Per gli idonei non beneficiari, l'Università di Trieste, sempre con l'ARDIS, prevede il contributo affitti, tale per cui vengono erogati circa un contributo pari più o meno a 200 euro mensili agli studenti che risultano all'interno delle graduatorie per entrare nelle case dello studente, ma che per mancanza di posti non possono andare ad alloggiare all'interno delle case dello studente. Per quanto riguarda i privati, insomma, lì non è che ci si possa far tanto come università, nel senso che nel libero mercato uno mette il prezzo che vuole e se preferisce fare l'affitto breve per casa sua perché vengono quelli con la crociera e magari si fermano una notte e non vogliono dormire in nave, pagano 50 euro a testa una stanza una sera, e chi ha una casa di proprietà preferisce metterla in affitto così, e questo è un problema che si registra in tutta Italia. Noi siamo comunque una città che vive ancora questo fenomeno del turismo e quindi degli affitti brevi, perché alla fine il problema è questo, cioè chi ha una casa di proprietà, a chi preferisce affittarla, a chi paga di più. Chi paga di più, chi viene qua in vacanza, fa il turista e quindi paga appunto questi affitti brevi. Finché non si va a regolamentare l'affitto breve, sarà molto difficile che i privati di propria spontanea iniziativa, spirito di filantropia, amore per i giovani, insomma chiamiamolo un po' come vogliamo, decidano di affittarlo a studenti. Poi c'è anche sempre l'idea che lo studente, ma chissà poi come me la lascia la casa, quindi ci sono moltissimi fattori su la componente privata. L'università potrebbe accordarsi con dei privati, parliamo di grandi privati? Sì, in qualche modo l'ha già fatto Trieste, c'è per esempio il campus del CX in via Giulia, in cui è stato costruito un alloggio, un macro alloggio, una struttura che è praticamente un super condominio pieno di servizi per gli studenti, in cui comunque ci possono andare degli studenti che hanno un certo tipo di reddito alle spalle e che possono permettersi di pagare alla fine l'affitto che pagherebbero sostanzialmente per un appartamento. È una soluzione, ci sono molte soluzioni di cui si sta parlando dell'ex caserma di Via Rossetti, di cui sentiamo parlare da 25 anni per farci dentro qualsiasi cosa, non ci hanno ancora fatto niente. Sentiamo parlare del Porto Vecchio, anche cioè ci sono molte opportunità all'interno di questa città che potrebbero essere sfruttate dall'università, con però i grandi privati. Con i piccoli privati non c'è niente se non una regolamentazione che deve essere fatta a monte su come devi disporre tu del tuo bene patrimoniale casa. E insomma,
con buona pace nostra, che sicuramente siamo anche un po' tutti dei sognatori, sarà molto difficile che questa cosa venga fatta, ma perché ci sono dietro degli interessi economici che sono molto più pregnanti e presenti rispetto a quello che potremmo fare noi. Un'alternativa è sicuramente col grande privato, cioè come nel CX anche da altre parti, e magari cercare in qualche modo di svuotare così le case dello studente dell'Ardis da persone che si possono permettere un altro tipo di alloggio per riservare tutti i posti che l'università effettivamente può dare a un prezzo calmieratissimo a studenti che al di fuori di quello non possono permettersi nulla. Però anche lì siamo comunque un'oasi felice a Trieste, cioè molto competitivi anche su questo. Non so se ho risposto neanche a questo. Posso? Ah, volevi? Sì, giusto per andare anche ovviamente per quanto riguarda sul tema nazionale e su quanto si stavano spendendo male i soldi del PNRR proprio nel caso degli alloggi studenteschi. Perché oltre a non raggiungere il target dei 60.000 nuovi alloggi, quel che è stato fatto fino ad oggi non è tanto immaginare la creazione di alloggi a prezzi accessibili, che è stata immaginata al momento un'azione che è andata, come dicevo prima, il welfare studentesco è sparito tra le parole chiave di questo governo, quindi innanzitutto i soldi del PNRR per gli alloggi, per come sono stati gestiti dalla ministra Bernini, non hanno coinvolto, non sono stati tanto utilizzati dalla parte pubblica, dagli enti di diritto allo studio, che sono stati chiamati in causa solo in una fase successiva, solo con una forma di finanziamento che non gli permetteva veramente di creare nuovi alloggi, ma è stato spinto tutto sull'investimento privato. Che significa? Che con i soldi nostri di tutti, sappiamo che il PNRR buona parte comunque è un prestito che va ripagato, con i soldi di tutti sono stati finanziati enti privati, anche multinazionali straniere, che stanno vedendo in questo un affare, e quindi con i soldi pubblici privati si sono adeguati edifici interi, ne hanno quindi tirato su qualcosa che sono degli alloggi che loro sono obbligati a tenere come alloggi studenteschi solo per 12 anni. Quindi capiamo che proprio nel cattivo uso del PNRR noi potremmo immaginare che ora stiamo lì a finanziare questi privati che solo una piccola percentuale sono obbligati a mettere a prezzi calmierati, ma neanche tanto, quindi siamo grandi alloggi che comunque costeranno tanto, che poi dopo possono diventare anche B&B e sono stati fatti con i soldi nostri. Quindi anche questo è il cattivo uso dei soldi del PNRR. In questa seconda fase, poi quando sotto attacco la ministra da parte soprattutto delle associazioni studentesche, da parte nostra, gli si diceva: guarda, a noi servono alloggi gestiti dagli enti di diritto allo studio, perché il problema non è solo la mancanza, ma il problema è la mancanza di cose accessibili. Ha fatto questa chiamata alle armi, chiedendo, supplicando ai vari enti di partecipare. Vari enti potevano essere pure i comuni, le università stesse, i vari enti di diritto allo studio, ma mentre un privato con quei soldi ci vede un investimento che poi ci rientra anche in un altro modo, le università, gli enti di diritto allo studio con i soldi per posto letto che vengono dati in realtà non ce la farebbero né a crearlo, né tanto meno che a gestirlo. Perché se io entro alle enti di diritto allo studio, innanzitutto mi dai pochi soldi che sono inferiori a quelli per realizzare l'alloggio, poi dopo non mi dai niente per poterlo gestire, quindi io dovrei solo gestirlo o tramite una regione virtuosa che se lo può permettere, o un'università virtuosa che lo può permettere, oppure mettendo dei prezzi alti anche per gli studenti. Quindi c'è anche questo. E poi si diceva prima che i soldi del PNRR li stiamo usando male, così, ma è vero, c'è stato anche poi, dopo una denuncia dell'Unione degli Universitari sugli alloggi universitari, per quanto riguarda la spesa sugli alloggi universitari, che hanno fatto presente all'Europa, hanno detto: guardate che
questi stanno contando negli alloggi nuovi, alloggi che già esistono, ed è vero, e da lì poi c'è stato i 500 milioni che ci hanno tolto dalla seconda rata del PNRR che poi hanno recuperato dopo. E dopo che gli studenti, bello che hanno fatto questo, ricordiamoci che era forse a porta che Giorgia Meloni ha detto che quegli studenti erano nemici della patria. Cioè siamo arrivati anche a questo. C'è chi fa finta di conteggiare, di creare nuovi alloggi e conteggia negli alloggi che ha creato cose già esistenti degli studenti, lo fanno presente, associazioni studentesche lo fanno presente, e non solo, vengono anche tacciati di essere contro la patria perché minano le rate del PNRR. Siamo arrivati a questo e lo vediamo un po' ovunque, che si è pronti ad additare il nemico, si è pronti a dire che si è sotto attacco la magistratura, per dirne una che va sempre di questo e quell'altro senza mai prendere la responsabilità, e poi si va costantemente a dire non sono ricattabili, non sono ricattabili, nonostante uno non te lo chiede neanche. Quindi questo ti fa capire pure effettivamente cosa realmente c'è dietro a attenti atteggiamenti di questo governo. Sì, volevo dare il mio contributo visto che lavoro in università e quindi diciamo che vedo la situazione anche dall'altro punto di vista. Allora, per quanto concerne gli alloggi, l'università ha predisposto una ristrutturazione di quello che era il castello dell'ospedale militare, se non che sarebbero dovuti essere degli alloggi che avrebbero dovuto essere utilizzati se non da studenti ma perlomeno da ricercatori, PhD o simili. Alla fine, dopo la ristrutturazione, i costi che venivano messi in gioco erano talmente tanto alti che hanno deciso di dare la struttura all'esterno e quindi farla utilizzare non da studenti, non da ricercatori, non dagli universitari. Ecco. E quindi fare un certo forma di business anche lì. Prima considerazione. Seconda considerazione. Con questi tagli la nostra università qui a Trieste nel 2026 si troverà in completa difficoltà dal punto di vista del budget, perché nel 2026 cosa succederà? Il livello del costo dei dipendenti supererà il 75% dell'FFO e del budget. Già adesso alcune realtà, come per esempio la Sissa, altra università qui a Trieste, hanno deciso di bloccare tutti i concorsi che erano stati già avviati. Quindi anche questo una grossa criticità. C'è un altro aspetto, e adesso qui io vorrei che riflettessimo insieme su questo, perché cosa succede con il taglio anche delle nuove assunzioni? Tutti gli assegnisti, i ricercatori che dovrebbero fare ricerca, in realtà vengono utilizzati per fare docenza, cosa che ritengo gravissima, perché non è quello il loro compito, non è per quello che vengono in qualche maniera pagati. Ma c'è un altro aspetto: le università che si troveranno a dover tagliare qualcosa o decideranno di, come diceva prima, dovranno aumentare le tasse, la Sara, dovranno aumentare le tasse, ma stanno già facendo dei tagli, e che sono quelle esternalizzazioni che riducono comunque la qualità dei servizi per gli studenti, perché le biblioteche non sono più con personale interno, si sta pensando di fare tutta una serie di servizi con le esternalizzati. Quindi diciamo che siamo già in questa fase di privatizzazione dell'università. Ultima riflessione. Noi a Trieste, per l'appunto, si parla anche i dati che ha detto Rosaria,
abbiamo la triennale che infatti è molto, molto forte, ma tutta la parte delle magistrali gli studenti tendono ad andare fuori. Io ho visto gli assegnisti, i PhD, con grande disperazione vederli formare e poi andare, lì si parlava di appunto Germania, diciamo Europa. Io li ho visti andare in Messico, in Africa, dove è facile trovare una collocazione ma anche una dignità completamente diversa. Allora, prima la ragazza Sara dicevi facciamo un discorso solo di denaro, qui ci sono solo costi, non torna niente. Attenzione, noi abbiamo fatto un investimento sugli studenti. E quando li mandiamo via alla società, li mandiamo via tutti i nostri benefici li abbiamo preparati, abbiamo investito soldi li diamo, diciamo, ad altri paesi. E questo è drammatico, perché comunque la ricerca sappiamo bene che ha delle grosse implicazioni per lo sviluppo di un paese. Quindi è drammatica questa cosa qui. Ultima riflessione, poi vado via perché sennò... E che secondo me è la cosa più grave e di cui non si sta parlando poco. È vero, il problema sono i diritti dello studio, degli studenti e così via. A mio avviso si sta parlando poco di libertà di insegnamento, perché una politica che va a tagliare sugli FFO delle università costringerà comunque le università a trovare degli stanziamenti, o muoiono, certo, muoiono. E trovare gli stanziamenti significa trovare dei padroni che ti dicono su cosa puoi fare ricerca, su cosa si può insegnare, su quali corsi hai diritto. E questa è la parte che secondo me si dovrebbe parlare un po' di più, perché la trovo veramente drammatica, veramente drammatica. Grazie. Volevo solo porre l'attenzione su un altro aspetto, no? Perché quando vi lavorerete, eccetera, magari sarete non so, attratti dall'insegnamento. Ecco, per esempio, tutte le specializzazioni che adesso si fanno all'università sono molto care, non è questa oasi felice, neanche a Trieste. Una specializzazione per IFA costa sui 2.500 euro, se ne fai due. Puoi raddoppiare, adesso sono anche più care, oppure anche le abilitazioni sono 2.000-2.500 euro, e il governo stiamo vedendo che sta spingendo su queste università telematiche e quindi private, e quindi ci sono non so, delle certificazioni eccetera, degli master che devi pagare, non è così semplice, quindi diventa qualcosa di elitario, dove non è che basta il merito, ma invece bisogna avere il portafoglio pieno, tanto più che gli insegnanti hanno uno stipendio fermo da tanti anni, si parla di 1.650, cioè 1.650 euro circa, insomma, non ci sono più gli scatti stipendiali che si avevano prima del 2011, mentre c'è un'inflazione molto alta, e vediamo anche le bollette. Adesso il governo ha alzato l'IVA, volevo dirlo dal 5% al 22%, e quindi questo è stato un regalo della Meloni. Avevo un appunto su questione scuola e abilitazione. Con Malditare c'è stato un caos totale, e su tante cose la sua risposta non veritiera è stata: noi stiamo applicando quello che si era concordato con l'Europa per l'attuazione del PNRR, e già la riforma Bianchi andava in questa direzione qua. E annuncio che noi sulla questione costi ci sono stati diversi emendamenti a mia prima firma che almeno provava a parametrarli all'ISEE in modo che diventasse qualcosa di accessibile e non costoso poi per tutti, e che diventa poi un qualcosa di ostativo. Però
lì l'idea iniziale era io devo separare la parte di formazione del docente dalla fase poi assunzionale concorsuale, con quindi un 60 CFU che immaginiamo può essere un master, perché io devo formare una persona, devo dargli le capacità di insegnamento oltre alla conoscenza della materia, quindi cosa, alzo le mani, giusta e sensata. Andiamo a vedere poi che cosa diventare nella pratica. Corsi che ti vai a comprare 2.000-2.500 euro all'università telematica, non ho paura di dirlo, l'ho detto in aula, lo dico costantemente nelle università telematiche, anche perché poi io con una mia interrogazione l'ho segnalato, tu trovavi dei corsi così rapidi che eri fuori anche i parametri che potevano permettere a quei corsi di essere reali, quindi significa ti do i soldi, tu mi dai l'abilitazione, così come diventa, noi ci siamo battuti per cercare di rendere il più seria possibile questa abilitazione, perché io lo ricordo sempre, noi dobbiamo formare quelle persone che poi formeranno le generazioni future, quindi il ruolo di docente per me è uno dei ruoli più delicati che esiste nella nostra società ed è purtroppo sottopagato. Tra parentesi sono un docente di scuola superiore in aspettativa e quando poi oltre ai vari servizi pure di report, fanpage che sono usciti che testimoniavano l'assurdità di questi percorsi abilitanti, ho sentito tante persone che mi stanno contattando e mi dicono per esempio che la fase prevista in presenza delle lezioni, perché si chiedeva anche all'università telematica almeno una fase fatta in presenza per la fase in presenza però era tutti chiusi in una stanza con il monitor della registrazione della lezione. Quindi oltre ai costi che rendono inaccessibile la professione per qualcuno, per tanti, c'è poi la qualità di quel che verrà fuori. Mettiamoci poi il caos che si è creato per quanto riguarda il sostegno, che hanno attivato la questione di Indire, dove è creato i percorsi Indire sono dei percorsi più veloci per chi ha preso un titolo abilitante all'estero, rinuncia a fare ricorso alla causa che aveva fatto e gli dico ok, fatti il corso Indire e ti ottieni un'abilitazione italiana. Così come per chi ha meno 3 anni di esperienza della scuola accede a questo, però intanto poi ci sono invece chi fa il corso ordinario e il TFA che è una fatica enorme, iperselettivo, come è giusto che sia, perché tu devi formare qualcuno che poi deve stare vicino a ragazzi, ragazzini e bambini. E quindi io ho proprio paura di quel che sarà la scuola nell'immediato futuro e di quello che poi diventerà quindi la generazione che la scuola formerà. E io lo dico sempre, che poi c'è stato pure un servizio, non mi ricordo, fanpage forse, che mostrava il mercato dei titoli, perché poi diventa una concorrenza spietata per diventare docente, perché ci sono tutti i punteggi che tu devi accumulare e te li vai a comprare, l'hanno dimostrato lì, glielo dicevano palesemente, ci sono i video, che cosa ti serve, c'è il listino, puoi prendere il C2 qui, puoi prendere il clip e diventa questo. Io lo dico sempre, mi meraviglio sempre più che io sia riuscito a diventare docente piuttosto che parlamentare, e ci sono riuscito molto probabilmente solo perché quel mio concorso in fase emergenziale di mancanza di docenti STEM era valutazione di scritto e orale e basta, altrimenti non ci sarei mai riuscito perché non avevo titoli e non avevo altro, però ho passato uno scritto, ho passato un orale e ce l'ho fatta. Quindi ho paura di che cosa andiamo davanti, non è solo la questione statica che è sacrosanta, costano tanto, 2.000-2.500 euro, da sud abbiamo parlato a giro ma non hanno voluto sapere niente, ma a me fa paura proprio la qualità di quello che si sta ottenendo, la qualità della futura docenza e quindi di conseguenza la qualità delle future generazioni. Vedo una situazione abbastanza nera su questo. Direi che così possiamo concludere. Grazie a Antonio Caso, Elena Capozzi. Posso fare un intervento? C'è un intervento, solo una domanda ad Antonio. Visto che do le spalle a Luigi, ma vicino. Una domanda ad Antonio, visto che chi più chi meno, abbiamo detto prima che i giovani non si interessano di politica,
io sì, purtroppo, però, e quindi volevo anche dal punto di vista parlamentare capire, perché spesso sentiamo dire serve una vera opposizione a questo governo, sentiamo parlare di centro-sinistra, campo largo e via dicendo. E proprio ieri ascoltavo il dibattito a cui ha partecipato l'Alto Francesco su Trieste Caffè, che era con un ragazzo di Azione, ed era sorto il tema di questa convivenza tra Azione e Movimento 5 Stelle, che poi di fatto cosa vuol dire? Questi movimenti questi partiti liberali con magari noi piuttosto che alcune forze politiche che la pensano in un modo diverso da loro. Quindi volevo capire se almeno su queste tematiche dell'università, della scuola, se in settima commissione c'è, almeno dal punto di vista delle opposizioni, ci sono delle convergenze, ci sono delle azioni che vengono portate avanti assieme e se appunto si riesce a collaborare. Volevo capire se c'è uno spiraglio di speranza da questo punto di vista. Grazie. Allora, sì, siamo, vorrei dire, abbastanza un'eccezione tranne alcuni rari casi, però dipende molto dalle singole persone. Dico che in settima mi è andata bene e infatti tante azioni le portiamo avanti, non così allargate però, siamo noi, PD e AVS. L'abbiamo voluto fare, a parte perché abbiamo un buon rapporto e riusciamo a lavorare bene tra di noi, tranne in alcune situazioni in cui il PD purtroppo paga lo scotto di aver fatto alcune cose durante i periodi di governo Renzi. Però siamo riusciti per esempio sull'ambito universitario a fare un'azione unitaria in legge di bilancio, proprio per dare un segnale, ed era un momento in cui c'erano alcuni screzi anche tra i partiti, però ognuno di noi, io per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle e le colleghe per i rispettivi partiti, abbiamo manifestato l'importanza di muoverci compatti sul mondo universitario per dare un segnale chiaro, anche perché ci veniva chiesto in tutte le assemblee all'interno dell'università dove compatti siamo andati insieme all'ADI, ma insieme a tutto il movimento dei precari che c'è stato, ma anche le associazioni studentesche contro i tagli e la riforma del pre-ruolo. Questi tre partiti ci siamo sempre stati, devo dire la verità, all'interno delle assemblee, e da lì ci veniva chiesto state insieme perché è importante. E quindi proprio per dare questo segnale, per esempio in legge di bilancio abbiamo fatto, pochi emendamenti erano firmati tutte e tre le forze di partito e quegli emendamenti erano proprio della nostra commissione. E siamo riusciti a dare un segnale forte per esempio ai ricercatori del CNR che almeno a Roma stavano occupando da parecchio tempo, hanno occupato per mesi e stanno continuando anche la sede del CNR romana, quella principale, e contro i tagli del governo noi tre partiti abbiamo preso una parte di quel che si chiama il tesoretto, lo spiego velocemente, durante la legge di bilancio i gruppi parlamentari gli viene data una quota economica che possono mettere su determinati emendamenti. Sono pochi, veramente pochi soldi. E in quel caso là una parte del Movimento 5 Stelle, della quota del Movimento 5 Stelle, una parte della quota del PD, una parte della quota di AVS, li abbiamo messi per la stabilizzazione dei ricercatori all'interno del CNR, che è un segnale ovviamente contro i 4.000 che vanno, sui 4.000 che andrebbero stabilizzati, un segnale che ne può stabilizzare 200, ma era un segnale innanzitutto a chi sta lottando, per dire la lotta è importante e paga se viene portata avanti fino alla fine. E quindi sì, la risposta è sì su questi temi, tranne alcuni casi in cui ci sono discrepanze, soprattutto dovute al passato del Partito Democratico, siamo abbastanza compatti. Abbiamo preteso anche nei confronti dei rispettivi capi di partito di camminare compatti, ma c'è stato subito dato l'ok. Lo stesso Giuseppe Conte è venuto con me nella sede del CNR a incontrare i ricercatori e a sottolineare che noi c'eravamo. Poi c'è stata la Schlein, c'è stato Fratoianni, quindi fortunatamente
su questo si è capito l'importanza di andare compatti per proprio dare un segnale a chi va in direzione opposta come questo governo. Se potevo dire due cose, come ragazzo giovane volevo fare una domanda. Giovane quanto? Giovane si vede. Superiore. Ah, ecco, volevo capire se la scuola... Ancora all'università, vedo che molto spesso voi vecchiotti siete molto interessati a noi e parlate molto spesso di noi, e volevo chiedervi come pensate di continuare a fare l'opposizione, perché io da questa riunione, possiamo dire, sono saltati fuori degli argomenti interessanti, molto tecnici, ma problemi che noi giovani conosciamo già, voi conoscete già, sappiamo già che ci sono questi problemi, non sono problemi nuovi, sono problemi vecchi, e io mi chiedo quanto ancora noi giovani dobbiamo aspettare voi che in Parlamento e non continuate a dirci le stesse cose, perché parlate continuamente di noi giovani come il futuro del paese, ma continuiamo a parlare degli stessi problemi e a divagare su quei problemi continuando a parlarne. Io, personalmente parlando, mi sono un po' rotto, perché io ho un futuro che saprò essere un futuro brutto, triste, un futuro cattivo, dove so che non starò bene, so che vivrò una vita pesante, un lavoro pesante, uno studio pesante, e quello che molti giovani, è giusto dircelo perché lo sappiamo, non serve nasconderlo, i giovani non hanno più fiducia nelle istituzioni e nei partiti. Tralasciando l'ideologia, l'opinione del singolo, i giovani non vi vogliono più ascoltare perché basta. È da anni che ci sentiamo dire, sia prima Covid e dopo Covid, ci sentiamo dire le stesse cose: il nostro futuro farà schifo, le istituzioni non funzionano, l'università costa, anche se non sembra, l'università andare fuori dalla propria regione, andare nelle città, in altre città, esplorare il mondo costa, lo sappiamo, e rivangare su questo a che vi serve? Io come studente delle superiori che farò l'università, io saprò quello che mi aspetta e so che non sarà una cosa bella, e mi chiedo all'opposizione, che voi siete l'opposizione, cosa sperate di darci? Perché va bene parlarne in modo tecnico, va bene parlarne qui, è giustissimo farlo, ma farlo in una stanzetta chiusa tra pochi di noi, questo non va bene. Posso? Vai, Sì, prima sì. tu vai. Ma mi piacerebbe rispondere. Innanzitutto mi auguro che possiamo darci del tu, il tuo futuro sia Sì, più sì. roseo e meno negativo di come l'hai rappresentato. Dall'opposizione io ti dico che almeno quello che faccio in regione è portare avanti quelle che sono le cose in cui crediamo, cerchiamo di migliorare la condizione, ecco, sotto vari aspetti, che passa dai giovani, dal mondo lavorativo. Ci stiamo spendendo a livello nazionale per migliorare i salari, forse siamo la forza politica che ne ha promosso, ecco, proprio l'azione, e questo proprio per dar credito a quelle che sono le nostre battaglie. Quindi anche a livello di consiglio regionale io non smetto di fare proposte, ed è chiaro che stando all'opposizione non è che viene tutto accolto, ci sono delle cose che magari dall'altra parte si ha una maggiore propensione ad accettarle, altre invece assolutamente no. Però questo non ci deve limitare nel portare avanti appunto le nostre battaglie, perché altrimenti dovremmo andare tutti a casa e arrenderci a quello che è questo futuro nefasto, insomma. E mi auguro anche che dalla tua non ti arrendi, ecco, di fronte a questo scenario, e soprattutto che la fiducia anche nei confronti di chi occupa un ruolo politico cambi prima o poi, perché comunque, almeno parlo per me, io mi impegno ogni giorno per portare a casa delle cose che poi vadano a migliorare la vita dei cittadini, ecco, della nostra regione. Prima si parlava di qualcuno diceva che ho rappresentato una situazione rosea dove i soldi ci sono, e questo è vero, però bisogna anche vedere come vengono spesi, ecco, perché poi avere tante risorse non significa che a quelle risorse equivalgono altrettante risposte. Così come si è parlato anche di alloggi.
io posso dire che in un certo momento nel Consiglio regionale è stata portata una legge che portava alla riduzione dell'aliquota sulla seconda casa, che è sicuramente una misura rivolta ad una fascia della popolazione che non ha problemi economici, e noi abbiamo presentato un emendamento perché per rendere accettabile, ecco, questa norma, e avevamo chiesto che appunto gli affitti, questa riduzione corrispondesse poi ad affitti calmierati, e quindi anche per andare incontro agli studenti della nostra regione, però è stata bocciata, e questo è sempre nel ruolo di chi sta da una parte, di chi sta dall'altra. Ecco. C'è una forza la voglia, ecco, di voler migliorare le cose, e le proposte non mancano, però c'è anche la consapevolezza che dall'altra parte non si vuole accogliere quelle che sono le nostre proposte per non accreditarcele anche fuori, ecco. Vado anche io. Posso chiederti il nome? Marco. Allora, innanzitutto mi sono offeso per il vecchiotto. Mi sento molto giovane. Scherzi a parte, Marco. Allora, io ora ti potrei dire in che modo, in realtà qualsiasi proposta che possa essere semplicemente quella che immaginiamo sull'ambito lavorativo, dal salario minimo, dalla settimana corta, provare ad ostacolare i tagli all'università, provare a fare in modo che i fondi del PNRR vengano usati bene, provare a contrastare il disegno nostalgico di Val di Tara della scuola che vorrei ritornare all'epoca pre-sessantottina. Tutto questo ovviamente è un qualcosa che io ti dico noi stiamo facendo per provare a migliorare quello che è il futuro. Però secondo me quello che dico io a te è non aspettare che la classe politica debba fare qualcosa per te. Mi spiego meglio. Ovviamente devi pretendere che sia così, ma io ti dico fai il più possibile per essere tu protagonista in prima persona, attivandoti per cambiare quello che può essere il tuo futuro. Io questo è quello che ho fatto sempre, che è il motivo per cui ora sono parlamentare. Periodo studentesco, era a scuola, pensavo le cose non vanno come vorrei che andassero, che faccio? Devo aspettare che qualcuno combatta per me? No, e da lì ho iniziato a fare politica dalla scuola. Come si fa? Rappresentante di classe, rappresentante di istituto, arrivo all'università, anche lì era all'epoca dell'onda studentesca in cui abbiamo provato a contrastare un'altra fase che ha portato danni all'università, abbiamo messo a soqquadro intere città, non ci siamo poi riusciti a fermarla, però anche lì mai ci siamo fermati. Ho sempre pensato che io dovessi mettermi in gioco in prima persona, fuori e dentro le istituzioni. Anche in quel caso all'interno dell'università mi sono candidato, sono diventato consigliere di facoltà per provare a cambiare le cose. Dopo sulla mia città non mi piaceva come stava funzionando, ho avuto l'ambizione a provare a fare il sindaco, mi sono candidato, sono diventato consigliere comunale e così via fino a diventare al Parlamento. Quindi non aspettare. Da un lato pretendi che la politica faccia qualcosa per te giovane, ma non aspettare, attivati e caricati della responsabilità di quello che deve essere la tua azione per determinare il tuo futuro. Perché secondo me questo è l'arma che avete ora voi, che può essere più forte. Perché ora alla politica attuale, è vero, ci parla dei giovani, e quello che mi fa innervosire sempre di più è quando si ha la pretesa di sapere cos'è da parte noi vecchiotti meglio per voi. Quando io mi incazzo come una bestia quando Val di Tara immagina che il ritorno alla scuola delle bacchettate sulle mani sia il meglio per le nuove generazioni, applica un ragionamento che applicano un po' tutti. Ai miei tempi funzionava meglio. Guarda caso poi lo dicono tutti quanti, così come se poi vai all'epoca di Val di Tara, i genitori di Val di Tara dicevano probabilmente ai miei tempi era meglio, e si ha la stupidità di pensare che intanto le generazioni attuali ragionano allo stesso modo delle generazioni vecchie, come se il mondo non fosse cambiato. Cioè voi avete una quantità di stimoli, e qui mi sento vecchiotto, che alla mia epoca non c'era.
E io avevo una quantità di stimoli che all'epoca dei miei genitori non c'era. Quindi l'errore che fa la politica è questo. Per questo vi dico, vi dovete attivare voi in prima persona, perché la politica attuale, se non è fatta da giovani, proverà sempre ad applicare quello che la politica attuale, che sono vecchiotti, pensano sia giusto per voi. Invece voi dovete avere la pretesa di far capire che cosa è giusto per questa generazione, che solo voi la potete capire perché voi la state vivendo. Ed è terribile quando sento parlare tanti colleghi che mi dicono i giovani di oggi sono così, sempre perché io mi sento giovane, quindi mi nervosisco anche per questo. I giovani di oggi la pensano in questo modo, i giovani di oggi sono svogliati, i giovani di oggi sono attaccati al cellulare, e poi sono i primi, i genitori che stanno sempre sul cellulare. E quindi alzate la voce, faccio la preghiera a voi, alzate la voce. Io, per quanto è possibile, per provare a capirvi, mi interfaccio quando devo fare un qualcosa sull'università, sulla scuola. Prima di interfacciarmi con i sindacati, con i docenti, io parlo sempre prima con l'associazione degli studenti e gli dico questo: fatemi capire, perché è inevitabile che anche io, che sono giovane, non sono vecchio, non ho la cognizione di quello che voi state vivendo, lo sapete solo voi, e per ottenere veramente qualcosa lo dovete fare in prima persona. Io questo dico pure sempre agli studenti: attivatevi, fatevi sentire, pretendete. Se le cose non vi piacciono come stanno, fate casino, fate casino. Devi. È una cosa che ho già sentito, mi sta bene dirmi che dobbiamo fare casino, ma non è facile, perché non perché è una questione di farlo, lo facciamo, il problema è che manca l'istituzione per farlo. Entraci, non è facile, no. E io vi chiedo a voi che ci dite, fatelo, attivatevi. Il senato accademico. Voi che non siete dentro la Esistono scuola e non istituzioni. conoscete le dinamiche dei giovani, di come si comportano, non è facile iniziare da soli ad attivarci. No. Ma no, ma esistono delle istituzioni che Posso risponderti io? Cioè, io ho 24 anni, quindi sono uscito dal liceo 4 anni fa, papà, quanto? 5 anni fa sono uscito dal liceo e già da come parli penso di avere molte idee simili alle tue, perché sono le stesse cose che ho sempre pensato io anche quando andavo a Roma, che sicuramente rispetto a Trieste, andavo a Roma liceo, è una città molto più movimentata a livello politico, sia a livello di piazza, sia a livello di occupazioni, sia a livello di autogestione. Io ne ho fatte due, un'autogestione e un'occupazione, ok? Io qui, sì, ho la camicetta, ho il coso, ma io non vengo pagato un euro. Cioè io sono qui perché credo in qualcosa, credo che la società si possa migliorare, però per migliorarla, per il mio primo evento, c'ho un parlamentare vicino, non ce l'ho mai avuto, però cerco di mettermi in gioco perché sono convinto che solo tramite veramente la politica attiva tu puoi cambiare le cose. Io magari oggi non ho cambiato niente, però già il fatto che sei venuto qui e abbiamo discusso, tu puoi aver avuto degli spunti per capire che le forze politiche non sono tutte uguali, perché se tu parli con un esponente di Fratelli d'Italia e ti parla delle scuole private, te ne parlerà in modo completamente diverso di come te ne parla Antonio. Oppure se tu ascolti Valditara che ti parla di imparare, di leggere la Bibbia e di impararti le poesie a memoria, io che la penso completamente diversa da Valditara, se avessi il suo ruolo tra 40 anni non mi verrebbe mai in mente di fare la stessa cosa. Cioè, perché anche su questo è importante, lo dico sempre anche ai miei amici, quando si vanno a vedere i partiti tu non puoi essere d'accordo col 100% di quello che viene proposto, perché se tu sei d'accordo col 100% di quello che viene proposto vuol dire che stai votando te stesso. Io all'interno del Movimento 5 Stelle ci sono tante, non tante, per fortuna, no? Ci sono alcune cose, per esempio, ci sono alcune cose che non mi rappresentano direttamente, però faccio un conto, vedo le persone che ci sono e capisco se con queste persone vale la pena lottare per qualcosa o no. Quindi io capisco che hai assolutamente ragione a criticare la classe politica, perché è la stessa cosa che faccio anch'io adesso e facevo prima. Però non sono tutti uguali, questo te lo posso assicurare.
mia critica ma io faccio parte di un movimento studentesco. Io da anni che sono attivo a livello politico. Io sono qui perché conosco l'ambiente, conosco i contatti, conosco la gente, sono qua. Ma ai ragazzi, la maggioranza dei ragazzi non gli interessa. Non è che non gli interessa come dire. Ma perché però questo però è anche un problema. senso civico rispetto alle Anche è vero, istituzioni, ma quello che molti ragazzi pretendono da voi non è il fatto che fate qualcosa, il fatto semplicemente di venire da noi. Io che faccio parte di un sindacato studentesco non ho mai visto voi alle nostre riunioni ad ascoltarci, non a dire chissà cosa. Ma l'hai invitato? Se mi inviti vengo. Se mi inviti io vengo Non quando vuoi. posso Io sembrare non ho mai beccato un presentarmi invito. Chi è? Anzi, io mi ricordo Enrico che per esempio in università. Esatto. Se mi Dai, inviti adesso io ci vengo. scambiamo i numeri e vedrai che Io- vengo. Noi studenti siamo contenti di avere questi momenti in cui parlare, ma sono momenti, rimangono dei momenti. Purtroppo il dibattito, il problema rimane. Certo. Non è il fattore che molto spesso noi ci estraniamo dalla politica, non perché diciamo siete tutti stupidi, non capite niente, non fate niente, non è vero. E vediamo che fate qualcosa. Fare politica non è facile, lo sappiamo, la persona che lo dice non è vero, è facile, non è vero, mente. Fare politico non è facile, è stressante, è pesante e lo sappiamo. Avevo i capelli prima. È come la fai la sbagli. Esatto. Ma Questo è un altro dettaglio. ad oggi la situazione politica, sociale, geopolitica mette gli studenti di oggi, i giovani di oggi di fronte a 1000 problemi. Assolutamente. Dall'università al cambiamento climatico, alle guerre in giro per il mondo, tanti problemi che sono tanto difficili da risolvere. Abbiamo tanta ansia, abbiamo tanta paura, abbiamo tanto stress come voi. Il problema è che in una situazione del genere dovremmo essere tutti qua a parlarne e il fatto che non sono tutti a parlarne, ma una piccola minoranza a parlarne, perché non perché è interessata, ma perché già ci pensa, è da anni che ci fa le pippe sopra e qui da anni a parlarne. Noi giovani vogliamo parlarne con voi, abbiamo bisogno di voi come voi avete bisogno di noi. Certo. Assolutamente. Posso? Ma il fattore è che molto spesso ci capita di sentirci dire le stesse cose che non vogliamo più sentirci dire, ci vogliamo sentir dire che voi ci siete davvero, vogliamo vedervi nelle scuole, vogliamo vedervi nelle piazze, non ci basta la riunione, il dibattito, non ci basta più, basta questo sistema di formalità. Vogliamo davvero vedervi con noi, vogliamo davvero vedere interessati perché lo siete. Ma invitateci, cioè io ti dico proprio in Ma maniera io serena, se tu al mi corteo- inviti, al corteo per il io crollo del onestamente Petrarca io c'ero, non per posso esempio. essere Cioè- informata delle vostre riunioni C'era e sicuramente anche lui, risulterei c'era anche inappropriata lui. se mi Il problema presentassi, è ecco. che i ragazzi giovani che si interessano di politica non hanno la base politica e burocratica per farlo. Perché semplicemente voi grandi non ce l'avete insegnato a fare politica, non ce l'avete insegnato. E quindi Ma i non si impara, i giovani spesso, i ragazzi giovani spesso non sanno dove andare a sbattere la testa. E abbiamo bisogno di voi anche per imparare. E voi avete bisogno di voi per imparare da noi. E va bene, ma abbiamo bisogno di voi per imparare. Dopo ci si può scrivere, ci si può contattare, ma non basta farlo questo, ci basta. Però è un inizio per iniziare a tessere assolutamente, dei è un punti in inizio. comune, Facciamo no? parlare Sara. È un inizio. Sincero, perché poi... Ma Perché forse ne ha più è un ha più inizio. strumenti. poi l'ultima cosa la dico e basta, però perché basta, no, continuiamo, rimaniamo nella base. no. Ah, se vuoi. Sì, se vuoi. Devo accendere il microfono? No, parlo io perché sono la più giovane a questo tavolo. Di uno scarto enorme anche da Francesco, sono nettamente sono veramente giovanissima e sono cresciuta a Trieste, cioè sono nata a Trieste, sono cresciuta a Trieste, 100% una mula triestina che ha fatto il Petrarca, che è uno dei licei più chiacchierati della città a causa di problemi di infrastrutture, edilizia, scolastica, eccetera. E personalmente
capisco che non sia un discorso che si può applicare a tutti, ma dal primo anno di superiori io ho fatto tutti i cortei studenteschi. Io pregavo mia madre e mio padre piangendo di firmarmi la giustificazione per mandarmi in corteo, perché sennò vieni bocciato, se non ti firmano le giustifiche. E poi sono entrata in un'organizzazione di politica che non consiglio, non consiglio per motivazioni personali, però in cui ho imparato, e ci sono dei luoghi, per fortuna ancora per noi giovani, in cui possiamo in qualche modo imparare qualcosa, ma è autoformazione, cioè sono gruppi di giovani per i giovani e esistono, lì si impara. Io ci sono stata dentro 6 anni e nonostante sia giovanissima, ripeto, a onor del vero, e poi all'università sono entrata in un'altra associazione studentesca, perché avrai modo di vedere, se farai l'università a Trieste, che l'università è molto diversa dal modo di fare della cittadinanza triestina media, di cui le scuole superiori sono un perfetto esempio. Cioè ci sono tutti questi micro ambienti di scuole superiori e sostanzialmente è come funziona anche la cittadinanza triestina, cioè la filosofia del no se pol a Trieste è vera, però sta anche, come è stato detto prima di me giustamente, a mio avviso, a noi cercare di metterci in gioco. Le occasioni che hai chiesto in qualche modo, hai sollevato, ed effettivamente non ci sono, di dialogo con persone più grandi che facciano questo sostanzialmente di mestiere e riescano in qualche modo a insegnarci qualcosa, mancano, però vanno create. E per quanto, non so, farò io la marchettona del Movimento 5 Stelle adesso, però è stata data della disponibilità che non è scontata da parte di forze politiche che sono impegnate a dei livelli così alti. Non credo che altre parti politiche di questa città a livelli molto più bassi, tipo in consiglio comunale, avrebbero dato la stessa disponibilità a parlare con i giovani, a incontrarsi con i giovani, a parlare di questioni che riguardano i giovani. Sul tuo scenario apocalittico futuro io sono parzialmente d'accordo, perché è un problema di sistema, però cioè l'Italia non è un paese fatto per i giovani. L'Italia è il penultimo paese all'interno dell'Europa per rapporto tra numero di laureati e popolazione, che è il 17%. L'Italia è un paese che investe nell'istruzione sostanzialmente la stessa percentuale del PIL che investe nella difesa. E questi sono dei macro problemi che ci fanno capire qual è la situazione. E non è bella, cioè io sono d'accordo con te, io sono perfettamente allineata con tutto quello che hai detto, però in dei barlumi di ragionevolezza dico, ma forse si può ancora fare qualcosa. E bisogna provarci, si fa fatica, non ti ascolta nessuno all'inizio, cioè all'inizio fa ancora più schifo di come l'hai detta tu, però se non ci proviamo noi non ci prova nessuno, e c'è molta poca gente che ci vuole provare per la crisi dell'affiliazione alla politica, alle istituzioni che hai detto tu, sicuramente, ma è una crisi che interessa ogni livello, cioè come i giovani non sono interessati alla politica, così i lavoratori non sono interessati ai sindacati. Però dopo anni di in senso lato lotte che non sono mai state ascoltate e di, ripeto, in senso lato tra virgolette, tradimenti, è anche difficile ricostruire un certo tipo di coscienza di classe per cui si agisce insieme, si lotta insieme, perché se lotti da solo resti da solo. Cioè la cosa difficile è trovare un gruppo in cui iniziare a fare questo. Cioè tu puoi metterti in gioco quanto vuoi, ma finché sei tu Marco e basta, non cambi, no? Però questo è un concetto molto complicato da ricostruire nella società in cui viviamo adesso. Ne parleremo nella prossima puntata. Sì, buon appetito a tutti, andiamo a cena. Salutiamo chi ci guarda, chi ci ha seguito.